La Sicilia da oggi è in zona bianca. Musumeci, torniamo a respirare ma restiamo attenti. Terza dose e restrizioni, le cause dell'aumento dei contagi. Giuliana Miccichè. La Sicilia da oggi è in zona bianca e il presidente della regione tuttavia invoca cautela. Musumeci afferma: come sempre dall'inizio di questa emergenza dobbiamo essere prudenti. Ancora adesso si curano malati ed ancora adesso si riempiono le corsie. Per fortuna in entrambi i casi ciò accade molto di meno. Torniamo a respirare e a vivere con ottimismo, ma restiamo attenti e proteggiamo la nostra normalità. Dunque l'andamento della pandemia ha consentito alla Sicilia di raggiungere un livello sufficiente per far scattare la zona bianca, ma in realtà cambia ben poco sul fronte restrizioni, visto che da tempo è il Super Green Pass a tracciare il confine tra ciò che si può e non si può fare, e le zone a colori, ad eccezione di quella rossa, non comportano più molte differenze. In zona bianca ci sarà piena libertà di spostamento e tutti coloro che sono provvisti di certificazione verde rafforzata non avranno grandi limiti, tranne che per entrare nelle RSA, dove non basta avere 2 dosi o essere guariti, ma si può accedere solo con terza dose oppure con 2 dosi più un tampone negativo. Nel frattempo l'attenzione generale è puntata verso la guerra in Ucraina, ma questo non vuol dire che la pandemia sia conclusa. Il Covid, sottolineano gli addetti ai lavori, sta dando nuovi segnali di ripresa, con un aumento dei contagi. Il motivo principale sotto analisi è quello delle carenze della terza dose. Infatti, come raccomandato a più riprese nei mesi scorsi, la terza dose aveva la funzione di prevenire l'abbassamento delle difese garantite dalle prime 2 dosi del vaccino. Inoltre il rialzo è determinato dalla minore attenzione prestata al virus e di conseguenza alle norme di prevenzione e sicurezza. La gente, anche se ha qualche sintomo, non si controlla con i tamponi e quindi non viene isolato e può contagiare più facilmente più persone. E così dopo 5 settimane di calma la curva epidemiologica è risalita. Adesso sono 4.803 i nuovi casi di Covid in Sicilia a fronte di 29.792 tamponi processati. Il tasso di positività è al 16%. La regione è al terzo posto in Italia per nuovi contagi giornalieri. Gli attuali positivi sono 228.192 con un incremento di 3.870 casi. Quasi un positivo su 5 rispetto al dato italiano è residente nell'isola. I guariti sono 2.118. Le vittime sono 9 per un totale dei decessi a 9.737. Negli ospedali i ricoverati ordinari sono 895, uno in meno, e quelli in terapia intensiva sono 66, 2 in meno. Ecco la distribuzione dei nuovi contagiati tra le province. Palermo 1581, Catania 671, Messina 1321, Siracusa 374, Trapani 565, Ragusa 542, Caltanissetta 265, Agrigento 605 ed Enna 73. Abbiamo finito.